lonely sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Donne piccole come stelle, c'è qualcuno le vuole belle. Donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno. Donne piccole violentate, molte quelle delle borgate. Ma quegli uomini sono duri e quelli godono come muri. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando il sole ti fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerai? Donna, fatti saltare addosso, in quella strada nessuno passa. Donna, fatti piegare al palo e le tue mani ti fanno male. Donna, che è un santo dolore quando il freddo gli arriva al cuore. Quello ormai non ha più tempo e se n'è andato soffiando il vento. Donna come l'acqua di mare, chi si bagna vuole anche il sole, chi la vuole per una notte, c'è chi invece la prende a botte. Donna come un mazzo di fiori, quando il sole ti fanno fuori. Donna, cosa succederà quando a casa non tornerai?
queste immagini è quasi difficile parlare. Benvenuti a tutte e tutti. Allora, quando si parla della giornata internazionale dei diritti delle donne, dell'8 marzo, ci si rende conto che davvero tanti sono gli argomenti da trattare: diritti nel lavoro, pari opportunità, violenza di genere, la difesa dei diritti acquisiti dalle donne in anni di lotte. Ma quando cominciamo a pensare a questa iniziativa, bloccata per 3 anni a causa del Covid, cominciavano a soffiare i venti di guerra tra Russia e Ucraina. Allora decidemmo che il nostro 8 marzo sarebbe stato un forte no contro tutte le guerre, perché la guerra è l'annullazione di ogni diritto universale, è la violazione del diritto di esistere come esseri umani, e le donne, i bambini e le bambine ne sono le prime vittime. Nelle varie bibliografie sull'origine della giornata dell'8 marzo, le cronache la fanno risalire all'incendio della fabbrica di camicie a New York, dove morirono 126 ragazze, di cui molte di origine italiana, nel 1911. Ma in realtà fu nel settembre del 1910, alla seconda conferenza internazionale delle donne socialiste a Copenaghen, che venne proposta la giornata internazionale della donna, per ribadire la necessità di affrontare la condizione femminile in tutti i suoi aspetti e garantirne i diritti di voto, di lavoro e di parità. Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Alessandra Kollontai ne furono le pioniere assieme a molti attivisti americani. Le Nazioni Unite nel 1977 istituirono in tutto il mondo l'8 marzo come giornata internazionale dei diritti delle donne. Ma la cosa che emerge in questa breve ricostruzione storica è che l'8 marzo del 1917 a Pietrogrado gli operai e le donne scesero in piazza per reclamare la fine della guerra, quella del 15-18, il ritorno dei loro mariti e figli dalle trincee e dal fronte e la fine della fame. La fine della guerra, il grido di queste donne: pace e fame, 2 parole che rappresentano la vita, il diritto di esistere. Non possiamo essere esaustive su tutti i conflitti che insanguinano la terra, quelli più mediatici, ma anche quelli dimenticati. Abbiamo cercato attraverso voci, poesie e testi di ricomporne le storie, sapendo che prendere coscienza di ciò che è stato deve metterci come donne a rifiuto sistematico della parola guerra. Noi l'abbiamo nella nostra bella Costituzione, ma troppo spesso è rinnegato e dimenticato e raggirato con l'incredibile appellativo di guerra umanitaria. Oggi, pur non dimenticando l'atrocità compiuta da Hamas in Israele, non possiamo girare lo sguardo verso ciò che sta succedendo a Gaza. In entrambi i casi le donne ne sono le prime vittime di stupro, di violenza, di fame. 9.000 donne in pochi mesi sono morte in Palestina. Non facciamo ripetere gli orrori trascorsi in altre guerre vicine e lontane. Lavorare per la pace significa avere ben chiaro che ogni guerra è un crimine verso l'umanità. Non esistono guerre giuste, esistono condizioni diplomatiche frastanti che possono portare alla risoluzione dei conflitti. Le guerre sono il frutto del potere reazionario che maschera i suoi soprusi verso il popolo, limitandone le libertà perché autoritari, perché fondamentalisti religiosi. E non esistono guerre umanitarie, esistono i grandi interessi dei mercanti delle armi. E non esistono guerre che liberano le donne. L'Afghanistan è l'esempio più eclatante. 20 anni per cacciare i talebani e liberare le donne dal burqa, si diceva, e poi si ridà quella terra ai talebani, più feroci che mai, e le donne vengono private di quel soffio di libertà e diritti. Questa giornata quindi ribadisce il nostro forte no alla guerra. Non ci sono diritti delle donne senza una condizione di pace nel mondo intero. Restiamo umani. Ringraziamo l'amministrazione comunale, il parroco Stefano e tutti e tutte per aver partecipato e collaborato a questa iniziativa. Grazie a tutti e tutti e buon ascolto. Buonasera a tutti e a tutte. Grazie per esserci in questa giornata importante. Oggi ci riuniamo per dare voce a un messaggio che consideriamo fondamentale. I temi al centro della nostra attenzione sono la violenza di genere e le guerre che purtroppo continuano nel silenzio e nell'indifferenza. Oggi con le nostre voci vogliamo esprimere il nostro dissenso e dare una carezza, inviare un messaggio di solidarietà a tutte le donne, ai bambini e all'umanità che soffre. Un grazie comunque lo diamo anche al coro Sanitadera che si unisce a noi, diretto dal maestro Gianni Buddu, e al nostro maestro Ramona
forse l'ultima volta. Fu una specie di pellegrinaggio attraverso mezzo mondo, per rendere omaggio al simbolo che per me rappresenta non soltanto lo struggo delle donne coreane in tempo di guerra, ma anche quello di tutte le donne del mondo. Uganda, Sierra Leone, Ruanda, Jugoslavia, Siria, Iraq, Afghanistan, Palestina e altri paesi ancora. La lista delle donne stuprate in tempo di guerra è lunga e continuerà ad allungarsi, a meno che tale crimine non venga incluso nei libri di storia. Noi siamo testimoniate nei musei, o siano testimoniate nei musei e nelle atrocità. E le donne uccise non vengano ricordate con monumenti in loro onore come la Statua della Pace. In guerra, la guerra è orribile, brutale e ingiusta e quando finisce sono necessarie scuse ufficiali, riparazioni e omaggi di sopravvissuti, la cui storia deve essere ricordata. La Germania ha dato un esempio positivo, ammettendo le sue responsabilità, risarcendo gli ebrei per i crimini commessi dal Reich durante la Seconda Guerra Mondiale e impegnandosi a mantenere vivo il ricordo di questa tragica pagina della loro storia. La mia speranza è che i prossimi governi continuino su questa strada. È nostro dovere informare le generazioni future sugli orribili crimini che si commettono in guerra. Non dobbiamo nasconderli o fingere che non esistano e che non siano mai accaduti. Per non ripetere gli errori del passato, dobbiamo ricordarli. Libri di storia, canzoni, romanzi, film e memoriali sono importantissimi per aiutarci a non dimenticare mai e allo stesso tempo per procedere lungo la strada della pace. Questo documento è stato scritto da Madeline Breggin, autrice di Figlie del mare, sulle donne di conforto che vennero chiamate le giovani donne e bambine rapite dal 1931 fino al 1945 dall'esercito giapponese in Corea e in Manciuria per farne schiavi sessuali dei loro soldati. Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento molto importante in questo momento storico, un momento sociale in cui noi dobbiamo andare a questa guerra che sono in questa terra. Mi presento prima, sono Mario De Monti, mezzo da Iossi e sono presidente dell'associazione culturale Alla Simbolo. A Sara non conosco bene, capite, dai giornalisti di Kyoto che facciamo un concorso di poesia ogni anno in Rio. Siamo venuti a noi per rappresentare un po' di altre associazioni, coro mio e Feminas di Assara, poi narra e basta da noi puro come associazione a sapere che sono. Siamo venuti con un poeta che fa parte della Simbolo per rappresentare proprio in poesia questa contrarietà a questa guerra. Contro questa guerra che sono arrepata per aula, noi questa serata sono molto importante, capite, non è ora da indifferenza, non è ora da silenzio che ha senso che fa questa guerra, quando vede questa gente muta che non ha nulla, continuano a fare guerra. Noi invece dai governanti, come associazione, ci impegniamo a fare dei video di questa serata, capite? Non queremo più guerra in questa terra, queremo salvare.
stanno secondo magari, poi ti bisogna sa guerra, si sono popolo non è guerra, poi ti bisogna capire se popolo sono muto e noi da io innanzi dobbiamo creare che non queremo più questa guerra, ve lo devo far comprendere a chi non governa. Grazie. Come abbiamo sono poeta di Ala Sepolo, noi siamo una compagnia di poeti che giriamo tutta la Sardegna, più artistas, eccetera, e chiamiamo a Annalisa a non leggere una poesia. Un applauso a Annalisa. Buonasera a tutti, stasera reciterò una poesia contro la violenza sulle donne. Corpo di donna, bianche colline tu appari al mondo dell'arte e dell'offerta. Il mio corpo di contadino selvaggio ti scava e fa saltare il figlio dal fondo della terra. Corpo di donna, resterò nella tua grazia, mia sete, mia ansia. Senza limite, mia strana indecisa, oscuri alberi da cui nasce eterna e la fatica nasce e l'infinito dolore. Viva l'emozione, quando non va più l'emozione, non va più vita. Prego Gavino Arca, non leggere un'altra poesia, così piega di su. Saluto a tutti. Io sono onorato di essere nuovo stasera che mi hanno invitato, che hanno organizzato proprio questa serata contro questa guerra e questa violenza sul femminile. E ho presentato, a partire due o tre poesie, la prima è questa guerra, e abbiamo visto questa immagine, non va a narrare, abbiamo visto i tagliare questa guerra. Questa l'ha intitolata proprio questa guerra. Si entra in guerra una nazione contro un'altra, facendo conflitto e pica terroroso soprannome. Fine savaghe in questo sito, fine il suo sogno, ordei speras, regna solo paura in cada abito. Minatosa niente sasaeras, solo sa morte, che sparga sas alas, s'arrende sas humanas camineras. Questo è il frutto de esas mentes malas, fanáticas de falas fantasías, se estas corrías e inancenas palas. Ue viaía festosas alegrías, en logos amenos de encanto, volverle frutos de tantas tenías. Via falado niello no manto, carrarzende a sos ollos a bellura, triunfa il sol, tristuras e pianto. Onzi mama, per un ufficio a paura, chiamato per difendere sa bandera e rue di sconsolo e amargura. L'abbattito a suo mondo che si spera di lui del sano, allegro e manno che ha familiato a s'antica maniera. Familiato a s'antica maniera. Ma sa guerra ha di solo danno truncende ogni umano affetto e pone sa famiglia sa in affanno. Per una cosa andata diretto, e si innocente, rue di pelea che una sorte ne fortuna e nei setto. E chi è di comando se cadrea, non le importa, resone se ne tortos, non la llama sa fanática idea. Mamas, fizzos e cantos babos mortos, rue di sa terra insalvenada, pagando de sos manos os importos. Sa ove lamentosa e disisperata, si versa da invocare suo Signore per che sa sorte gli sia giambata. Chi cesse questo umano orrore, provvido tue, viraglie savaghe, olvidendo tristura, sai dolore, o babbo santo, a meglio dello faghe. Grazie. Grazie a Davino Arca. Come William simula il suo di così. Allora, vorrei leggere un breve saggio che ho scritto sulla Nuova Sardegna
e che precede la poesia che declamerò. Gli uomini superiori che uccidono le donne. Le cronache danno purtroppo frequentemente notizie di uomini che uccidono le donne. Tanto è vero che a causa di questo triste fenomeno è stato coniato da qualche tempo il termine femminicidio. Benché sia giusto denunciare questi comportamenti criminali, per me la donna è sacra e ha il diritto a salvaguardare la sua indipendenza. Credo che alla base di questi comportamenti ci sia da parte di certi uomini un'idea malata, secondo la quale all'uomo spetta una posizione di superiorità, il privilegio nei confronti della donna, percepita come un essere inferiore, non da amare, ma come direbbe Elsa Morante, da schiavizzare come un oggetto. Per quanto concerne la guerra, vorrei donarvi questa farfalla che mi è venuta a trovare qualche tempo fa. Io ero in cortile, c'era la televisione accesa, purtroppo, che ci informava ciò che accadeva in Russia, in Ucraina. E c'è stata questa strana contraddizione che mentre io contemplavo con un pizzico di invidia benevola questa farfalla che si godeva la sua vita effimera, ma con assoluta pace, io in quanto essere umano ero risucchiato dalla schifezza appunto di questa umanità che si massacra tra di loro. Vedo serente giù muro una mariposa serena che si basa dalle zere sopra salvarsi del fuoco di una rosa de maggio. Pare pensende a sosomines in terra che si va che sa guerra pronudda in luto d'esame. Deo invece sovizza del saer e desarmonia profunda, rei de susole, de sollizos e de salva de sorrisos. Ue cantan puzzone de ghe, che non conoscono amargura de hierro e dolore de morte pizzini. Vedo presso il muro una farfalla serena che si posa leggera sopra le labbra di fuoco di una rosa di maggio. Sembra pensare agli uomini in terra che si fanno la guerra per nulla nel fango intriso di sangue. Io invece sono figlia dell'aria e dell'armonia profonda, regina del sole, dei gigli, dell'acqua, dei fiumi, dove cantano gli uccelli del cielo, che non conoscono la malinconia dell'inverno e il dolore della morte giovane. Grazie. Deve cantare solo? O Rossana, forse deve terminare Rossana. Donne a uncini, striscia di futuro. Se vuoi la pace, prepara la pace. Su questa frase chiave, a Ucini, città multiculturale del Montenegro, dal 7 al 10 ottobre ci siamo incontrati in più di 250 donne della rete internazionale Donne in Nero. La metà da Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia e Erzegovina, Croazia, l'altra metà in stragrande maggioranza italiane e spagnole, con presenze di altri paesi dell'Unione Europea, e poi Stati Uniti, Messico, Israele. E dall'inizio della guerra nella ex Jugoslavia, questo è il nostro ottavo incontro, che cerchiamo di trovare percorsi comuni per opporci ai nazionalismi, ai militarismi e per far sì che la guerra possa essere finalmente messa fuori dalla storia. In tutti questi anni ci siamo ritrovati per far crescere nei luoghi dei conflitti relazioni, scambi, solidarietà, nell'intento di costruire una politica internazionale delle donne, alternativa alla violenza. È una sfida diventata progetto collettivo, quando in diverse donne italiane abbiamo attraversato i confini per andare in Palestina e Israele e poi nella ex Jugoslavia, per costruire ponti e connessioni con e tra le donne che resistevano all'odio e all'oppressione nel riconoscimento dei diritti di ciascuno e ciascuna. A Ucini ci siamo confrontate
con le contraddizioni e le differenze di condizioni di vita, di posizioni. Abbiamo cercato di capire, oltre le emozioni, la sofferenza, le tragedie, i processi geopolitici ed economici in atto, la NATO, l'ONU, Milosevic, Luca Pacini, Lucicapa. Il crescente militarismo, la mistificazione degli interventi militari per difendere i diritti umani e nello stesso tempo la necessità di difendere i diritti umani ovunque siano violati, la globalizzazione e la frammentazione, tentando di riconoscere responsabilità individuali e collettive. Analisi ancora da approfondire, ma da quel che rende straordinario il CIMI è la nostra rete e la capacità di darci tenerezza e forza, come Melita e Elida, serba albanese del Kosovo, l'una con il fratello, mai più ritrovato, sequestrato da Luca Pacini, l'altra vissuta per settimane nei boschi per fuggire alle truppe serbe, e tante altre rese profughe dai serbi, dai croati, dai musulmani e altre bombardate dalle nostre armi, ma che si opponevano a Milosevic. È una striscia di futuro che rifiuta, che parla di pace, prepara la guerra e afferma i diritti umani, la giustizia, la pace per tutti e tutti. Luisa Morgantini, parlamentare europea ed esponente delle donne in nero, ottobre 1999. Ma ci sono loro.
complimento a coro mio di Assara, complimento Ausis, una bellissima cantone triste di Francesco Cuccini, cantata pure dai Nomadi, e come si chiama Rosa Colungio di Assara, che la legge già io, che non legge tutto il testo, quindi non si vede. A vedere ci vedo, sono le ginocchia che non vanno più tanto bene, la scaletta non è delle più agevoli. Abbiate pazienza. La gente raramente vince le guerre, i governi raramente le perdono, la gente viene uccisa, i governi si trasformano e si ricompongono come teste di idra. Usano la bandiera prima per cellofannare la mente della gente e soffoccare il pensiero, e poi dopo un sudario cerimoniale per avvolgere i cadaveri straziati dai loro morti volenterosi. Da entrambe le parti, in Afghanistan come in America, i civili ora sono ostaggio delle azioni dei propri governi. Senza saperlo, le persone comuni di questi due paesi hanno qualcosa che li unisce e devono convivere con il fenomeno del terrore cieco imprevedibile. A ogni grappolo di bombe fatto cadere sull'Afghanistan in America corrisponde un'escalation dell'isteria di massa per l'antrace della paura dei nuovi dirottamenti e di altri attentati terroristici. Non esiste una facile via d'uscita dalla paludosa spirale di terrore e brutalità che oggi incombe nel mondo. È giunto il momento che la razza umana si fermi e riscopra i suoi pozzi di saggezza collettiva, antica e moderna. Questo brano è tratto dal libro Guerra e Pace. grazie Rosa. Come chiamiamo torna sul poeta di Anasipolo, Giuseppe Cometto di Ossi, e chiamo pure a Giovanni Villa, tanto dosa sopra, dei Bitti, e benito dai Bitti può essere per noi un attore importante, e Giuseppe non ha disso di poesia a leggere. Buonasera a tutti, a te femmina cara, fiore raro di pura bellezza, sei si canto di ogni uomini che incontra sa. S'amore tra uomini e sa femmina deve rispettare con sincerità affetto a sa persona cara. S'uomini non accetta sa fina di s'amore, su possesso non atti di non dare. Quando finisce l'amore si deve leare con coscienza, i fini di tutto. Tocca di partire dal capo. La vita nostra non fa che comprendere che non siamo eterni, siamo di passaggio in questa vita. La fine di ogni relazione non deve fare che comprendere che quando non anda deve finire. Tocca di lasciare andare la persona e si rifare un'altra relazione. S'uomini non accetta la fine di questa relazione, non affrontala, occhiti, poi esce la cosa più facile, desidera liberare. Ora, non basta a questa violenza, dobbiamo fermare la mano assassina dell'uomini, dobbiamo tornare al suo valore umano che nos ha tramandato, onestà, rispetto, sincerità, affetto e amore. Grazie. Mio fratello aviatore, aveva un fratello aviatore. Un giorno la cartolina fece i bagagli e via, lungo la rotta del sud. Mio fratello è un conquistatore. Il popolo nostro ha bisogno di spazio e prendersi terre su terre. Da noi è un vecchio sogno. È lo spazio che si è conquistato. Sta sulla sierra di Guadarrama e di lunghezza 1,80 m, 1,50 m di profondità. Bertolt Brecht. Grazie Giuseppe.
viso a questa guerra. Buongiorno a tutti. Ci ha presentato nella fatta Marietto. Torno grazie per questo punto in questa via particolare dove si toccano due temi importanti, temi che non possono che chigliare lo scorro di saffente, chi lo coroata. La guerra e il maltratto a la femmina toccano, sono sentito più profondo de sos poetas, io non mi defino tale, però toccano a metta, sono sentito meno, e metta sono le poesie che dedico a questi temi, che si speranzia che enzano a lessas e che si speranzia che qualcuno la fa a sua, mescamente in fidea e in conca. Quando leggo non fa che questa guerra in numero meno che si è scritto parte mi subito che tocca a non fa che guerra manco per la dottrina o della religione che abbiamo in questo mondo e una poesia l'ha scritta dedicandola a Masha mia come la leggo. S'accosta de Adamo una modella sa chi l'umanità t'ha partorito. Saimina, sa cosa più bella, chi l'uomini in natura parrezito. Non binna tateruna teraprella, chi continuo ti tocca s'appetito. E stessa, sarina in terra nostra, e s'alimento primo, sa colostra. Ma l'uomine non è sconchisano, invece di dare tanto amore, isconfassato. Essa santa mano in 20 anni si deur de dolore solo l'umine assile all'insano d'essere sartesa e suo signore tanto Dio chi è pro un velo credenne si Dio su tasuchelo si battumi nel gallo conchisano sponza un freno ai custa di saluga difenna una sa semina schimmano sponenne bassacusu paratura su terra in tutto sordeos stranos chi d'amore non ha una cultura saimina che stizza sorre e mama torre taesse samere sagama non ponza a pensare de abbedo su che successi in terra iraniana non potto chi non essere sincero si soppesso rosarzini umana giudeus chi di lucca e tesuvero non nate idea armala sei stranas, d'un zomine chi pesa de ser Dio, a patinconca su pesare mio. Grazie. Grazie Giovanni Regina. La bomba nucleare è la cosa più antidemocratica, antinazionale, antiumana e apertamente malvagia che l'uomo abbia mai creato. Se siete religiosi, ricordate che questa bomba è la sfida dell'uomo a Dio. La sfida è formulata in modo molto semplice. Noi abbiamo il potere di distruggere tutto ciò che tu hai creato. Se non lo siete religiosi, considerate le cose in questo modo. Il nostro mondo è vecchio di 4.600 milioni di anni e potrebbe finire nel giro di un pomeriggio. Questo è tratto da Guerra e pace di Arundhati Roy. E poi abbiamo Annalisa che se vogliono leggere una poesia, un testo. Ti è passata l'esecuzione? Scusate per l'emozione. Allora, reportage speciale per il Giorno Internazionale della Donna. Una donna si infiamma, ha 20 anni e un corpo pieno di fuoco. Palpita il ventre, i semi bianchi e reti incandescenti. Si incantorcono i fianchi e le cosce a ferro. Dai, ha il corpo bruciato dalle fiamme, ma non è l'amore, è il napalm. Grazie Annalisa. Come per quanto secondo Coromeo e Assara, che cantano a piscina
Ecco, adesso continuiamo con la poesia. Intanto viene a recitare una poesia Gabino Mura e William. Allora, i nostri poeti, generalmente noi chiamarci poeti siamo un po' così, quello che vogliamo descrivere sono dei pensieri che ognuno di noi vorrebbe dire, noi li mettiamo sotto forma di poesia. Prego William. Allora, vorrei leggere una piccola quartina d'amore e poi vorrei leggere una traduzione. Ho tradotto coraggiosamente in sardo logudorese, cioè nella mia attività intellettuale è contemplata anche la traduzione. Sto traducendo Pasolini, Davide Turoldo e da qualche tempo anche i Beatles. Forse sarò denunciato da Yoko Ono, me ne fa una ragione. Comunque, prima vorrei declamare questa quartina, dedicata a una persona che amo molto. S'amore mio è figlia di una rosa e di un ulizzo, e Dio so su poeta gigante sa virtude suas de mariposas. Ma dai quando non siamo lasciados, me mancada esa musa, me mancada 11 cose. Allora, il concetto fondamentale del quale tratta la canzone di John Lennon è che se tutti immaginiamo un mondo migliore sarà più facile raggiungere un futuro migliore. Un inno di speranza e di pace che ho voluto tradurre in sardo logudorese. Ho esercitato lo sforzo cosciente di adoperarlo fieramente in condizioni di parità con l'inglese e con l'italiano. John Lennon non usò la punteggiatura, quindi io mi sono adeguato alla sua scelta. Quindi non c'è punteggiatura, la composizione è bella. Immaginate che non vi sia il suo paradiso. Si riprovare sfazio, nessun ferro su tra noi, sopra noi solo su che. Immaginate tutta questa gente che vive solo per il suo presente. Immaginate che non vi sia nazione, non edifizi, se vi provate. Nulla per giocare, bocchire o morire. E manco una religione. Immaginate tutta questa gente che vive sa vita in pace. Si può denare che Dio è un visionario, ma non sono l'unico. E spero che una dia vos potete unire a noi e il mondo para essere come una sola entità. Immaginate che non vi sia propriedades e mi pregunto se è possibile nessuna necessità di abbramitura, un'amistà degli uomini. Immaginate tutta questa gente impazzire tutto sul mondo. Si può narrare che Dio è un visionario, ma Dio non so l'unico. E spero che una dia vos potete unire a noi e sul mondo ad essere come una sola entità. Ringraziamo Dio che ci ha regalato i Beatles, che ci ha donato questo grande artista che è stato John Lennon, questa grandissima artista che è Yoko Ono. Ho voluto tradurre questa poesia in occasione del suo 90° compleanno l'anno scorso. Grazie. Grazie William. In conclusione, in qualsiasi lingua si voglia parlare di pace va sempre bene, in qualsiasi lingua. E Gabino? Buonasera a tutti.
Questa poesia elettorale a Rosa Nuovo 2024. Sia l'anno nuovo felice e sereno, ambasciatore del mare universale e rimedio opposto a ogni male. Si ripete l'actas religiosos, momento reales parentes, e soprattutto regnantes e combattentes. E resta su Gesù, in suo mondo, a suo comando, affermare il venire di pagare, di esaminare innocentes essere. Hanno retomato questo anniversario straordinario, l'esaltesimo della religione, che ha dato una riformazione e compagnia a città e a nazione, pur il 70° anniversario del Santo Mariano, dalla sua santità mondiale a Roma, mandamento missionario a convertire l'umanità, appello della Sacra Romana Via Cattolica, che vale la storia a salvare questa unione, la sua capo più potente e stata sulla regione della Santa Nazione. Che hagai eres nostro Signore, di passare sanno in buon umore, sempre prosperente e trivagliente. Grazie carino. Allora, adesso legge una poesia Greta e Alessia. I miei colori. Avevo una scatola di colori brillanti, decisi, vivi. Avevo una scatola di colori, alcuni molto caldi, altri molto freddi. Avevo il rosso per il sangue dei feriti, non avevo il nero per il pianto degli orfani, non avevo il bianco per le mani e il volto dei morti, non avevo il giallo per le sabbie ardenti, non avevo l'arancio per la gioia della vita, ed il verde per i germogli ed i nidi, ed il celeste dei chiari cieli splendenti, ed il rosa per i sogni e il riposo. Mi sono seduta e ho dipinto la pace. Tali Sarex, bambina israeliana. Il sangue. Chi può versare sangue nero, sangue giallo o sangue bianco? Mezzo sangue. Il sangue non è indio, polinesiano o inglese. Nessuno ha mai visto sangue ebreo, sangue cristiano o sangue musulmano. Sangue buddista. Il sangue non è ricco, povero o benestante, il sangue è rosso. Disumano è chi lo versa, non chi lo porta. Njok Ngana, 1952. Grazie. Mario ci leggerà un testo che non conosco il titolo. C'è un registro, sapeva che leggere in italiano, però con un po' vago si va in quel teatro. Le donne, le prime vittime. Le atrocità hanno colpito e traumatizzato in misura maggiore le donne. Su di loro l'impatto degli attacchi e del divieto israeliano di ingresso e degli aiuti a Gaza hanno avuto una conseguenza pesantissima. La situazione di Gaza non è assolutamente nuova, ma per molti aspetti è unica nel suo genere, perché oltre al conflitto attuale già subiva dell'occupazione decennale di Israele e un assedio che ha tenuto ostaggio per anni l'intera popolazione in una situazione di estrema deprivazione materiale che colpisce in primo luogo le donne, le bambine e le ragazze. L'assalto alla dignità e ai diritti delle donne palestinesi ha assunto dimensioni terrificanti e mai viste prima. Ogni ora vengono uccise 2 madri e Gaza è diventato il luogo più pericoloso al mondo per le donne e per i bambini. Le donne uccise in queste settimane di bombardamenti provengono da tutti i ceti sociali e sono giornaliste, personale medico, personale delle Nazioni Unite e membri di organizzazioni di società civile. Donne che da 75 anni contribuivano attivamente alle lotte contro il colonialismo, l'occupazione, l'oppressione, la discriminazione e il militarismo e attive nei movimenti storicamente centrali della società palestinese. Chiedevano giustizia e il riconoscimento dei loro diritti perché non numeri né invisibili, ma donne straordinarie e coraggiose. Raina Ahmad, scrittrice e attivista. Gianna, adesso viene Gianna, faccio portare così. Un po' di confusione. Buonasera.
La guerra è sempre un crimine. La riflessione su una possibile politica di pace parte da questa definizione. La guerra è sempre un crimine. Questa definizione capovolge una lunga riflessione del pensiero politico e giuridico-politico, per il quale la guerra è stata definita un mezzo, uno strumento per risolvere i conflitti, per riparare delle ingiustizie, per misurare i rapporti di forza reali. Varie opinioni sono state dette di questo evento, espressione dell'aggressività umana innata, invincibile. Tutta una serie di definizioni ha considerato la guerra qualcosa intorno alla quale non si dà previamente un giudizio etico, ma si cerca di capire cosa è. In più, quando ci si approssimava ad un giudizio etico, si cercava sempre di distinguere le guerre giuste dalle guerre ingiuste. Quindi l'approssimazione etica considerava l'ipotesi che la guerra potesse essere anche una cosa giusta. Invece la Carta delle Nazioni Unite tronca questo pensiero, lo mette fuori dalla storia, perché afferma che la guerra è un crimine e quindi va repressa. La guerra non può più in alcun modo essere definita uno strumento risolutivo dei conflitti troppo annodati a cui la politica non riesce a dare una risposta e non può essere in alcun modo definita giusta. Inoltre la guerra implica una grande sproporzione fra mezzi e fini, offesa e risposta. Qualunque cosa un popolo ritenuto colpevole abbia fatto, anche invaso un pezzo del tuo territorio, questo non giustifica che tu lo distrugga, bombardi le sue città, ammazzi civili, fai delle rappresaglie. Tutte queste cose sono giustificabili, non sono giustificabili. Quindi la guerra resta un crimine. Da questa definizione non conviene tornare indietro perché è un punto molto elevato, molto avanzato della riflessione etico-politica. Lidia Menapace, partigiana, femminista e pacifista, morta di Covid il 7 dicembre 2020. Grazie Gianni. Adesso abbiamo finito con le poesie, si alternano Gabino Arca e Gianni Villa e poi sarà il coro che canterà un'altra canzone, La guerra del Piero. Vi presento già da adesso così come loro finiscono. Gabino e Giovanni, sembrava una cosa molto corta, invece abbiamo allungato, ma quello è deciso. Tanto e Sara abbiamo fatto una poesia prosa guerra come contro la violenza sarfenas che sono andate la guerra più su vergognoso che non deve esistere, ma purtroppo esiste. E abbiamo fatto questa poesia sono brigante proprio a chi è l'arfave di questa azione contro le sarfenas e l'ha scritta a lui contro la violenza delle sarfenas. Si ancora comprende se una izzu proietta non pensa appena a chiedere stue a servizio. In diavolo ti muda sagarena che serpente iuve su veleno e scorrente velenoso in ogni fena, molestiende su frutto anzeno, fatendo abuso e violenza che orco brutale che la frega. Proitte scusa dipendenza, de odio contro sa femmina, airato in tanta prepotenza. Issa, difendendosi mischina, l'ottenne contro Dio impaurita che la s'arrende, scusa miserina. Poi a soppera cumplita, chi studa sa malefica fiamma, issa est in terra che la fida. Forse, fidi sposa e finas mamma, che ha figos ancora minores e isettan piangende in tanta brama, che pusonellos, isso speditores de affetto da esamando in solo, che amorosa quella che fiores, mancato le sue scuse da solo, pro culpa de un
barbaro assassino, più non lo si stringe da soporo. Fattos che intendimos continuo, dai gusto, t'invoco, ove Maria, che muove sincera dai sosino. Che frenare con tue via, questa trista scena dolorosa, dai susanno versato in angustia, bibrotte, sull'izzo di rosa, su coro malo si mude del buono l'izzesse così la ferenosa, imbenugliato patente perdono, e sa campana dolente e lastimosa in allegria lo chiamo sono. Sa schirepposa in una fritta losa, li sorrida divina saurora, e a fianco da sa mano amorosa, prosas vias, pregane ad un'ora. Grazie e che lo esista più. Sul tema e sul maltratto, sul tema e sarguerras. Tenedulu. Zegerat Israele, tenedulu, di chi est innocente e disarmato, a che tiro cessare su Iulu. Ammenta, su chi tu has passato, promore, de samame su mortore, addinco si stato disterrato. Ammenta con il pranto de dolore, e su ridere de bucan nazistas addinco ti spozzain de sonore. Ammenta carreosas de tu pistada, gale plus indignitate, addinco vini numeros allistas. Ammenta sediar in cantitate, sur furros, chi posana consumido, addinco i cumannato, isterminare. Ammenta sopra il lutto chi tarvidu, uvitanne las cameras a gasso, addinco firronaso che ispidu. Ammenta chi mancai tu un passo, a stazzare sa morte messadora, addinco disgrosso che negasso. Ammenta son lamentos a donzora de animas in penas e costrintas, addinco che isumo volan foras. Ammenta de su niveru vias tintas e carrer viaitas a montone, addinco a un gusso che spintas. Ammenta e stabile guardaglione. Ma non coleras come a su turtu ad inquistare potes a comune. Custo popolo, l'asa belle morto, martirizzan che in terra santa. Ammenta si storia tota canta, cavinas tuas abito conforto. Grazie. Adesso esibirà di nuovo Coro Meu con la canzone La guerra di Piero. Come
Savitadera, diretto dal maestro Gianni Putu, che ringraziamo per l'accompagnamento. Prego, ancora Savitadera. Buonasera a tutti, il coro Savitadera di Oristano vi saluta e ringrazia intanto il coro di Azzara Coromeo e anche l'associazione Ala Simbolo, se non sbaglio, che ci ha invitata a questa serata. Una serata in cui ho capito che il tema principale, come in tante serate in questi giorni, è l'argomento che riguarda l'ingiustizia che spesso le donne devono subire, ma anche la grande calamità a cui è sottoposto il genere umano, soprattutto in questo momento tremendamente attuale che è la guerra.
e speriamo sempre che chi è deputato a fare le scelte su quelle che sono, diciamo, queste tremende tragedie che l'umanità deve sopportare sia un giorno illuminato e possa decidere che queste scelte non devono essere mai fatte. Noi siamo qui a dare il nostro piccolo contributo come coro. Il nostro è un coro che principalmente si occupa di tradizioni popolari, siamo donne che cantano di donne, con tutte le problematiche che le donne devono affrontare nel contesto sociale, nel contesto umano, e vorremmo che un giorno queste problematiche di cui oggi stiamo parlando fossero solo un ricordo lontano. Lo speriamo tanto questo. Per quanto riguarda ovviamente i problemi dei femminicidi, è una cosa talmente dolorosa che è anche faticoso parlarne, però ovviamente dobbiamo farlo perché occorre ricordare e parlarne finché questo argomento non sarà, non potremo dire un giorno succedeva questo, ora non succede più. Per quanto riguarda la guerra, è ovvio che in guerra muoiono anche gli uomini, molti uomini, però le donne subiscono una violenza a cui a volte è preferibile la morte, perché è una violenza che tocca nell'animo e nel profondo della femminilità le donne. Noi, ripeto, anche il brano che avete appena sentito, che è un brano di Maria Carta come testo, armonizzata dal nostro direttore, che ha armonizzato e scelto appositamente per noi. Vorrei che fosse lui a parlarvene, perché è una dedica che ha fatto al nostro coro e che penso valga per tutte le donne. Sì, grazie Doriana. Questo è il primo brano che io musico per il coro Sabintadera e quali parole migliori potevo scegliere se non quelle di Maria Carta, che ha portato la nostra tradizione sarda in giro per tutto il mondo. Quindi io quando parlo di Maria Carta ci tengo sempre a ricordarla come una donna forte, una donna che ha portato la tradizione della Sardegna, a cui sempre va fatto un applauso a Maria Carta. Questo testo è proprio di Affizzu meu su coro, è un testo che lei ha scritto per i figli, diciamo, di tutte le madri. Questo brano l'ho voluto dedicare al coro Sabintadera, ma con una dedica speciale anche per mia madre, e quindi avete potuto ascoltare Affizzu meu su coro. Il prossimo brano invece che andremo ad eseguire è un brano in italiano, scritto dal maestro Giorgio Susana. Il brano si intitola Resterà la luce. È un brano di speranza affinché tutti i cuori possano gioire senza più guerra e con la pace nel cuore. Resterà la luce. Buon ascolto. Dei nostri cuori
Allora, prima di eseguire l'ultimo brano vorrei che la nostra corista Maria Giovanna ci leggesse alcune righe che ha scritto proprio per l'8 marzo. Esatto. 8 marzo. Giallo è il colore di questa giornata. Un profumo intenso di mimose in fiore aleggia nell'aria e magicamente l'avvolge e la pervade. Con straordinaria energia la mimosa affonda le sue radici in terreni aridi, desolati, dimenticati, per regalare ogni primavera a occhio mortale un'esplosione di luce e di colore col suo delicato fiore all'8 marzo fortemente legato. Una giornata per riflettere, per non dimenticare tutte le lotte, le conquiste delle donne di ieri, di oggi, di domani, lotte condivise, vissute, sofferte, macchiate di sangue, sudore e tanto dolore. Incantevole fiore dai partigiani donato alle staffette, donne forti, eroiche, coraggiose, che sulle montagne con determinazione unite hanno lottato per i diritti umani, quelli di tutti gli italiani. Ancora oggi quel fiore povero del partigiano, ogni 8 marzo donato, tutte le donne italiane, magicamente incanta e unisce. Vi salutiamo con un brano che non ha bisogno sicuramente di presentazioni perché lo conoscete tutti e affronta tutti gli argomenti, dalle donne che hanno lavorato nelle risaie, dalle operaie che hanno purtroppo dato la loro vita nelle fabbriche di cotone e dai partigiani. Bella, ciao! Oh bella ciao
e successivamente come danno collaterale delle guerre, con la conseguenza dell'impunità di nessuno dei due tribunali istituiti a Tokyo e a Norimberga dai paesi alleati sui crimini di guerra ha riconosciuto il reato di stupro. Nelle convenzioni di Ginevra 1949 lo stupro di guerra fu considerato un attacco all'onore di fatto dell'uomo. Fu invece considerato crimine di guerra dalla giurisprudenza dei due tribunali internazionali per ex Jugoslavia e per il Ruanda, istituiti rispettivamente nel 1993 e nel 1994, fino al riconoscimento dello stupro di guerra come crimine contro l'umanità nello Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998. Una violazione dell'anima e del corpo. I corpi delle donne violentati, lo stupro come arma da guerra contro il nemico attraverso le donne del nemico, per distruggere il futuro, per rendere impossibile ogni convivenza, per fare pulizia etnica. Una violazione dell'anima e del corpo. I sentimenti delle donne hanno nomi precisi: pudore, vergogna, silenzio, sofferenza, depressione, solitudine. Le comunità spesso trasformano le vittime in colpevoli del disonore e così le donne sono violentate 2 volte. Quando la prima donna di conforto coreana, Kim Han-soo, era uscita allo scoperto nel 1991 con la sua spaventosa testimonianza, altre ne avevano seguito l'esempio ed erano state accolte da incredulità, bollate come donnacce in cerca di denaro facile. Era stato allora che l'olandese Jan Rufo si era unita a loro con coraggio, raccontando la storia all'udienza pubblica internazionale sui crimini di guerra giapponesi che si era tenuta a Tokyo nel 1992, suscitando così l'interesse del mondo occidentale. Casa internazionale delle donne, 3 giornate dal Ruanda ai Balcani, ai campi di detenzione libici, greci e turchi, la tragica qualità degli stupri di guerra. Don Stefano, scusa. Non mi hai presentato. Don Stefano vuole fare un intervento, ecco. Sto scherzando, cioè mi doveva chiamare e quindi non sapevo se dovevo salire adesso oppure dopo. Mi è stato chiesto di fare un saluto. Io, in qualità di uomo e di parroco, più che un saluto faccio un ringraziamento. Un ringraziamento per questa bellissima serata carica di riflessioni, carica di poesia, di canto. Forse ci riflettiamo troppo poco su questi temi. Anche ieri dicevo che fondamentalmente sappiamo poco anche della storia. Ieri il tema era le donne della resistenza. Oggi donne contro la guerra. Tutti temi importantissimi, fondamentali, e quindi credo che dobbiamo veramente approfondire. Ieri lo dicevo a proposito di un sottofondo culturale che non c'è, oppure è presente ben poco, oppure presso le persone più intellettuali. Dovremmo veramente cambiare stile di vita, diffondere di più questo sottofondo culturale, fatto di amore, di gioia nello stare insieme, di solidarietà. E lo dico anche oggi a tutti voi, dovremmo cambiare veramente questo stile di vita e soprattutto alle nuove generazioni dovremmo dare quella impronta fondamentale che gli dà un'idea in più, che dà alle nuove generazioni non una confusione, perché c'è questa confusione, soprattutto nella testa dei giovani, e la sto notando soprattutto negli ultimi anni. Quindi credo che siamo noi a dover dare questi temi, a dover infondere nelle menti soprattutto dei giovani questa necessità di approfondire,
anche nella nostra storia. Poi mentre vi ascoltavo, ed è l'ultima cosa che vi dico, dicevo tra me e me, in questa serata molto emozionante, lo dico davvero, e dicevo tra me e me, ma non è che siamo noi che non ci vogliamo bene, noi che parliamo più di un femminicidio piuttosto che di una serata bellissima come questa. Chi ne parla di questa bellissima serata? Noi ne parliamo delle riflessioni che abbiamo fatto, delle poesie, dei canti che abbiamo ascoltato. Parliamone di più, non dobbiamo parlare solo dei femminicidi, parliamo anche delle cose belle che facciamo e parliamo di più dell'amore che abbiamo per noi stessi e per gli altri. Questo credo che sia fondamentale, parliamone di più. Grazie. Un ringraziamento ovviamente al coro Saventadera, al maestro, mi sfugge il nome, e alla nostra maestra Ramona Cadeddu. Scusa Ramona, abbiamo scritto Cadeddu, Ramona Careddu, non è stata colpa nostra, vero Rosa? E poi un ringraziamento ovviamente a Don Stefano per il salone e per tutto, per la presenza, e un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato a questa serata, alla Simbolo, a tutti insomma, grazie a tutti.
Sono d'accordo con Prete, parliamone di più. E infatti noi abbiamo portato un nostro amico da Ossi per riprendere tutta la serata e poi da dopodomani verranno trasmesse tutte le reti in internet, nella web, insomma, nei social e anche nelle riviste che abbiamo. E noi ringraziamo tutti che furono presenti in questa serata, che questa serata abbiamo raggiunto il corpo, che pensate ai noi che abbiamo dato no a sta guerra, quindi già la presenza di tutti voi abbiamo dato no a sta guerra e l'abbiamo dato in poesia, l'abbiamo dato questo bello canto del coro, Saventadera, coro mio a Sara. E l'ho dato pure con peraltro racconta e con questa emozione che hai a me di umano e noi dobbiamo guerrare sempre un po' pace e un po' amore. Grazie a tutti. Danza in su vento e tramontana, danza un pare a me, danza in su mare s'avventura, danza in custodia, astrolicamus da e sopra, de custa altura, narami desafortuna. Vola in suento e sin giustizia, vola un pare a me, vola in su mare sin differenzia, vola in custodia, astrolicamus kirkende su venidore, narami de custu amore. Nois sos amentos, nois sos trabentos, nois que sirvanes perdidos in su ludo, nois tue e Deus su teu da ferula, ube nasce sa quintula. Danza in San Nudo a mezza fizza,